benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Nuova intimidazione mafiosa nel palermitano, a Capaci, incendiata una stazione di servizio. Nei mesi scorsi gli esattori del pizzo avevano sfondato la vetrina del bar dello stesso impianto. Ad Agrigento, vigilia del secondo turno delle amministrative, segnata dall'inchiesta giudiziaria per la corruzione al CEFPAS. Domani e lunedì ballottaggio anche a Ispica e Bronte. Taormina hanno trasformato l'auto in un'arma, lanciandola a forte velocità contro i rivali fuori dalla discoteca. Valutazioni severissime del magistrato per i 2 giovani che restano in carcere per tentato omicidio. Vanno avanti con rapidità i lavori per la nuova linea ferroviaria Messina-Catania. La talpa abbatte l'ultimo diaframma della galleria Scaletta. Ora l'inizio degli scavi per il tunnel di Letojanni. Catania già in pieno weekend di sole e mare, subito affollato il solarium di San Giovanni Licuti, riaperto ieri. A Palermo la festa di matrimonio di Dua Lipa rovinata dai media britannici. Schifani protesta con chi definisce i luoghi delle celebrazioni come covo della mafia, anche se poi segue e rettifica. Danno di immagine enorme, lamenta il governatore. A Ragusa la scuola è finita con una festa in centro città. Svago, educazione e socialità per celebrare la fine di un anno ricco di impegno e accogliere l'estate giocando. Calcio, la corsa alla panchina del Catania vede adesso favorito Fabio Caserta, che potrebbe nuovamente lavorare con Varrà, come è successo a Benevento. Bentrovati, intimidazione mafiosa a Capaci, a fuoco una stazione di servizio, il rogo ultimo di una serie di violenze degli esattori del pizzo, da Tommaso Natale a Carini. E già nei mesi scorsi la vetrina del bar dell'impianto di Capaci era stata sfondata con un'auto. Marco Gullà. Ancora un'intimidazione, ancora un segnale inequivocabile di messaggio mafioso. Un incendio divampato la notte scorsa a Capaci, nel palermitano. Le fiamme hanno danneggiato una stazione di servizio Eni della ditta di Cosimo Giuliano. Nei mesi scorsi con un'auto era stata sfondata la vetrina del bar dello stesso impianto. Secondo le prime informazioni raccolte sono state gravemente danneggiate 2 colonnine per l'erogazione del GPL ed è stato distrutto un veicolo che si trovava nell'area autolavaggio. Il rogo sarebbe doloso e si inserirebbe nella lunga serie di intimidazioni che hanno colpito diverse attività da Tommaso Natale fino a Carini. Capaci non si abbassa, Capaci reagirà senza nessun tentennamento. Qui non è casa di Cosa Nostra. Una scia che va avanti ormai da mesi, dalle intimidazioni ai ristoranti di Sferacavallo ai colpi di Kalashnikov e poi gli incendi alle auto dei parcheggi di Sicily by Car. L'inchiesta per la corruzione al CEFPAS, il centro regionale per la formazione. Dopo il deputato regionale Gallo Afflitto, coinvolge adesso anche il fratello del cardinale Reina, che è vicario generale a Roma. Orazio Longo. L'utilizzo del CEFPAS per il conseguimento di fini personali veniva in rilievo anche nell'affidamento dell'appalto per una biblioteca digitale per il quale era stato previsto l'importo di 128.000 euro. È uno degli episodi riportati dalla Procura di Caltanissetta nel decreto di perquisizione e sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul Centro per la Formazione Permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. Per i magistrati vi sarebbe stata una gestione per favoritismi di assunzione e consulenze non episodica ma per prassi consolidata, mettendo in piedi una sorta di sistema parentopoli con l'obiettivo anche dell'accaparramento di consenso elettorale tra i cattolici, tant'è che tra i 12 indagati, oltre al deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto di Forza Italia e all'ex direttore del centro Roberto Sanfilippo, compare anche il nome di Domenico Reina, fratello del cardinale Baldassarre, attuale vicario generale di Papa Leone XIV per la diocesi di Roma. Per gli inquirenti l'unico scopo perseguito dagli indagati era ingraziarsi il fratello di Reina al fine di convogliare i voti dell'elettorato cattolico. Nelle carte dell'inchiesta avviata nel 2023, Gallo Afflitto avrebbe
epitetato Schifani come tiranno, mentre avrebbe puntato ad allargare anche al centro-sinistra le manovre per ingraziarsi gli oppositori. 8 su 12 indagati i destinatari di richieste di misure cautelari per i cui reati ci sono anche corruzione e falso ideologico, mentre potrebbero arrivare ulteriori terremoti dal dossier segreto che avrebbe realizzato San Filippo con nomi e cognomi. Dalla presidenza della regione si apprende che a marzo scorso era stato nominato come facente funzione alla guida del CEFPAS l'attuale direttore amministrativo. Giovedì scorso la nomina del commissario straordinario. Del CEFPAS e delle conseguenze politiche di questa nuova inchiesta per corruzione si parlerà più tardi al Punto, il programma di Luca Ciliberti che avrà numerosi ospiti, in onda alle 14.30 oggi su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Agrigento si prepara a scegliere il nuovo sindaco a conclusione di una campagna elettorale segnata da confronti accesi e polemiche per lo scandalo appunto del CEFPAS. La sfida finale è tra Michele Sodano e Dino Alonge. Ballottaggi domani e lunedì anche a Ispica e Bronte. Davide Sardo. Agrigento sceglie il suo futuro. Ultime ore di campagna elettorale prima del ballottaggio che deciderà il nuovo sindaco della città. Una sfida che negli ultimi giorni è stata caratterizzata da polemiche, divisioni al centrodestra e dall'eco delle recenti inchieste che hanno coinvolto alcuni leader politici vicini alla coalizione. A contendersi Palazzo dei Giganti sono Michele Sodano, candidato del centrosinistra e di controcorrente, che al primo turno ha sfiorato il 40% dei consensi, e Gerlando Alonge, sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, MPA e liste civiche. Sodano punta su dialogo e partecipazione con l'idea di una città da ricostruire e rilanciare. Alonge rivendica la compattezza della coalizione e chiede un mandato pieno per governare, con priorità sul centro storico, fascia costiera, giovani e politiche sociali. Domenica e lunedì gli elettori saranno chiamati a decidere il nuovo sindaco di Agrigento. Ballottaggi anche a Bronte, dove si sfidano l'onorevole Giuseppe Castiglione e l'avvocato Giuseppe Gullotta, e a Ispica tra Pierenzo Muraglie e Serafino Arena. A Messina restano in carcere i 2 giovani accusati di tentato omicidio per l'auto lanciata contro i rivali fuori dalla discoteca Ipanema. Parole severissime del magistrato nel provvedimento che ribadisce il fermo. Francesco Triolo. Non un semplice incidente, una fuga precipitosa, ma una vera e propria azione ritorsiva. L'auto, un Audi A4, trasformata in un'arma lanciata a forte velocità. Queste le motivazioni con le quali il giudice per le indagini preliminari Salvatore Pugliese ha confermato il provvedimento di fermo disposto dal PM Fabrizio Monaco nei confronti del 25enne Manuel Abate e del 24enne Vincenzo Patera, che si trovavano a bordo dell'auto che la notte tra l'1 e il 2 giugno ha tentato di travolgere un gruppo di giovani fuori alla discoteca Ipanema di Taormina, al culmine di una lite iniziata all'interno del locale. Nell'ordinanza il giudice usa parole pesantissime, un comportamento che viene definito come un tentato omicidio stradale plurimo. Decisive le testimonianze raccolte dagli investigatori. 7 persone avrebbero fornito versioni coincidenti, smentendo il racconto dei 2 indagati. Secondo il GIP l'auto avrebbe effettuato ripetute accelerazioni e inversioni di marcia puntando verso la folla, mentre diversi giovani sarebbero riusciti a salvarsi soltanto riparandosi dietro le auto in sosta. Durante gli interrogatori i 2 avevano sostenuto di essere stati aggrediti e di aver agito per difendersi, una versione che però non ha convinto il giudice, che ha attribuito ad Abate il ruolo di conducente e a Patera quello di concorrente nell'azione. Le indagini della squadra mobile di Messina e del commissariato di Taormina proseguono adesso per chiarire ogni dettaglio e identificare anche altri giovani che, secondo i testimoni, si trovavano a bordo dell'Audi e il gruppo di catanesi con i quali era scoppiata la rissa. Infrastrutture, vanno avanti spediti i lavori per la nuova linea ferroviaria Messina-Catania. La talpa Letteria abbatte l'ultimo diaframma della galleria Scaletta. Ora l'inizio degli scavi per il tunnel di Letojanni. Tonino De Mana. Avanza senza sosta il raddoppio FS della linea Messina-Catania, uno dei più importanti interventi infrastrutturali in corso nel Mezzogiorno, destinato a trasformare la mobilità della Sicilia orientale, riducendo tempi e distanze dalle principali città dell'isola. 2 esempi di percorrenza a tratta ultimata: Messina-Catania in 45 minuti, Catania-Palermo in 2 ore circa.
Ed ecco, la tal palletteria in onore della patrona di Messina che abbatte l'ultimo diaframma completando lo scavo della prima canna della galleria Scaletta. Il tracciato si raccorda poi alla stazione di Giampilieri che garantisce continuità tra la linea storica e la nuova infrastruttura. Ora toccherà ad un'altra tappa, Alessia, con l'avvio degli scavi per il tunnel alle Toianni, inaugurando una nuova fase dei lavori. 2 fronti operativi di Webuild alla guida di un consorzio con Pizzarotti per conto di RFI che procedono in parallelo e testimoniano il ritmo sostenuto per realizzare un'infrastruttura strategica per il futuro dei collegamenti ferroviari dell'isola. Il progetto parte del corridoio scandinavo-mediterraneo, attraversa un territorio complesso con un tracciato che prevede 43 km di nuova linea ferroviaria arretrata rispetto alla costa, capace di superare vincoli geologici che finora hanno rallentato la mobilità locale. Per comprendere l'importanza dell'opera basti pensare ai danni del ciclone Harry sulla linea ferrata tra Scaletta ed Aliterme che provocarono per quasi 2 mesi l'interruzione del collegamento tra Messina e Catania. A Catania è subito pienone al solarium di San Giovanni Licuti, inaugurato ieri, un'apertura che segna l'inizio dell'estate catanese e che anticipa quella delle spiagge libere alla playa, prevista tra qualche giorno. Desiree Ferlito. It's really nice. We are living here. I'm from Finland. Dalla Finlandia a San Giovanni Licuti, l'estate catanese riparte dal solarium appena riaperto, restituito alla fruizione dei cittadini, dopo gli interventi di ripristino e reso accessibile anche alle persone con disabilità. Una piattaforma che si inserisce nel suggestivo scenario del borgo marinario e che quest'anno si presenta arricchita dalle fioriere ornamentali, capaci di trasformare questo spazio in una vera e propria terrazza sul mare. Cosa volete di più? Che è bellissimo. Grazie al comune che sta facendo queste cose, naturalmente è una cosa positiva. Comodo in centro città, si può venire anche a piedi, quindi cosa volere di più? Già abbiamo fatto il primo bagno. Come si è trovata con la piccola? Benissimo. Com'è l'acqua? Bellissima. Molti la trovano fredda, io la trovo buona. Prima volta che lo vedevo, non sapevo l'avessero montato, però sì, è molto carino. Tra i bagnanti prevale l'entusiasmo, con qualche piccola osservazione. È piccolino il solarium, perché una volta non avendo fatto quello al nautico, questo andava ingrandito. Difficult to get to the sea a little bit for my mother. E mentre il solarium torna a riempirsi di asciugamani e tintarelle, proseguono gli ultimi lavori sulle spiagge libere della playa, la cui apertura è attesa a breve. In questo angolo di mondo cristallino c'è chi sembra aver già trovato la formula perfetta per affrontare l'estate, lasciarsi trasportare dalle onde, concedendosi il lusso più semplice di tutti, qualche ora di relax. A Palermo la festa di matrimonio di Dua Lipa divide la città. C'è chi esalta la scelta della popstar e chi invece critica la chiusura di strade e piazze, alcune anche con il telone per impedire che la gente possa vederle gli ospiti. Ma intanto il governatore Schifani protesta con i media britannici che hanno definito i siti dell'evento covo di mafia, ma poi si sono corretti. Non è bastato. Marco Gullà. Baci, abbracci e balli, Piazza Croce dei Vespri a Palermo per una sera si è trasformata in un grande set cinematografico per la festa di nozze della popstar Dua Lipa e l'attore Callion Turner. Una festa che ha però spaccato la città, dai manifesti con scritto «Palermo non è il tuo salotto» alle lamentele dei commercianti per la chiusura di diverse strade. Un matrimonio che ha creato una scia polemica anche per alcuni titoli di giornali stranieri come il quotidiano britannico Telegraph, che inizialmente, poi ricorretto, scriveva «Il covo della mafia siciliana ospita il matrimonio dell'anno». Un titolo fuorviante, anche perché poi il corrispondente londinese esaltava comunque Bagheria e la sua rinascita. Dura la replica del governatore Schifani, nonostante la correzione del quotidiano. «Questa modifica non basta», dice Schifani. «Il danno d'immagine arrecato alla Sicilia e ai siciliani è stato enorme, perché, ancora una volta, la nostra terra è stata associata a uno stereotipo che non la rappresenta e che ignora decenni di sacrifici, di lotta alla criminalità organizzata e di riscatto civile, culturale ed economico». Al di là di critiche e polemiche, Dua Lipa e Callion Turner hanno ballato e sorriso fino a tarda notte, musica, champagne e sorrisi, e stasera si replica nella blindatissima Villa Valguarnera Bagheria. Attesi super VIP come Kylie Minogue, Elton John e Robbie Williams. Dua! Ti amiamo!
A Palermo ancora un'aggressione al personale del pronto soccorso dell'ospedale Cervello. Nella notte alcuni giovani ubriachi, forzata alla porta d'ingresso, hanno urlato frasi minacciose contro gli infermieri, risvegliando e intimorendo i pazienti in osservazione. Il sindacato FIALS torna a chiedere presidi di polizia permanenti. E sempre a Palermo l'anziano morto mercoledì scorso al Policlinico con il volto insanguinato non è deceduto per i pugni ricevuti ma per uno shock settico. Lo ha accertato l'autopsia, anche se poco prima di spirare l'uomo aveva avuto una lite con un paziente di nazionalità cinese con cui divideva la stanza e che lo aveva colpito al viso con un telecomando. Ad Agrigento, tappa del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. Un albero simbolico si è riempito di messaggi e pensieri per i bambini malati e le loro famiglie, sollecitando i cittadini alla responsabilità e alla cura dei più fragili. Davide Sardo. Di messaggi, speranze e vicinanza. Ad Agrigento la solidarietà ha dato voce ai bambini affetti da malattie inguaribili e alle loro famiglie. Piazza Cavour ha ospitato la 5ª edizione del Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche, la campagna nazionale promossa dalla Fondazione Maruzza. Protagonista della giornata, l'albero della cura, arricchito dai pensieri lasciati da cittadini, operatori sanitari e rappresentanti delle istituzioni. Un gesto semplice ma dal forte significato simbolico per rompere il silenzio che spesso accompagna la sofferenza dei più piccoli. Sono tanti i bambini affetti da malattie inguaribili e necessitano di un supporto sia loro che le famiglie a livello olistico, quindi le varie figure hanno il compito di abbracciare in queste fasi brutte della loro vita sia i bambini che le loro famiglie, aiutandoli a 360 gradi. Per questo è molto importante abbracciare queste iniziative per diffondere questa cultura e aiutare queste persone meno fortunate di noi. L'iniziativa ha acceso i riflettori sull'importanza delle cure palliative pediatriche, un'assistenza che punta a garantire la migliore qualità di vita possibile ai bambini e alle loro famiglie anche attraverso il supporto domiciliare. Una partecipazione sentita che ha confermato la sensibilità della città su un tema che riguarda non solo chi vive la malattia, ma l'intera comunità. A Ragusa, scuola in festa, svago, educazione e socialità in centro per celebrare la conclusione di un anno scolastico ricco di impegni e accogliere l'estate giocando. Veronica Barbarino. È il momento della nostra pausa, tra poco lo sport con le ultime sulla panchina del Catania e l'attesa per la sfida di pallanuoto tra Orizzonte e Rapallo. State con noi. Calcio, la corsa al nuovo allenatore in casa a Catania vede avanzare il nome di Fabio Caserta, che già poteva sedersi sulla panchina atenea lo scorso febbraio. In rosso-azzurro potrebbe ritrovare il DS Varrà. Marco Carli. Se fosse, sarebbe la classica storia dei giri immensi che poi ritornano. Fabio Caserta poteva essere a Catania già a febbraio e adesso sarebbe in cima alla lista dei graditi nella corsa per la panchina che, fra nuovi nomi, Stellone e i soliti noti, Biancolino e De Giorgio, sta arrivando al rettilineo conclusivo. La prossima settimana dovrebbe vedere l'ufficializzazione del nuovo DS, Varrà. In seguito arriverà il nome dell'allenatore. Caserta ha vissuto l'ultima parte della stagione a Empoli in B, conducendo i toscani alla salvezza con conseguente cammino di Santiago, mostrato con varie foto sui propri social. L'Empoli in questo momento si sta concentrando soprattutto in funzione di nuovi ingressi societari e sull'allenatore deciderà verso metà mese. Ecco perché il Catania è tornato a farsi vivo per un profilo che era in pole position per la sostituzione di Toscano, ma poi saltò perché il club etneo decise di aspettare altre partite. Storie vecchie, così come la parentesi del giocatore al Palermo mai gradita dai tifosi, per un centrocampista che a Catania ha fatto molto bene sia in B che in A.
ha raccontato che fu suo padre a consigliargli la Piazza Etnea quando era calciatore. Da allenatore 2 promozioni e più di 300 panchine, traguardo quest'ultimo festeggiato da poco e conquistato guidando Juve Stabia, Perugia, Benevento con Varrà in dirigenza, Cosenza, Catanzaro e appunto Empoli. Potrebbe, anche se nel calciomercato, allenatori compresi, mai dare nulla per scontato, completare questa lista con il Catania. In fondo potrebbe essere una bella storia. Pallanuoto femminile, l'Orizzonte Catania entra in scena nei playoff scudetto. Oggi è Annesima, gara 1 contro Rapallo. Marco Carli. A caccia del doblete e dello scudetto numero 26. Dopo la Coppa Italia, conquistata a marzo, le ragazze dell'Orizzonte Catania entrano in scena per la vittoria del campionato. Un traguardo che è sempre nelle ambizioni di questo storico club, reso sicuramente più complicato dal secondo posto in stagione regolare, arrivato dopo la corsa con Sis Roma e Rapallo. Le capitoline sono arrivate prime e le liguri terze, e sarà proprio Rapallo la prima squadra a sfidare l'Orizzonte in semifinale al meglio delle 3 partite. Nelle immagini, la rocambolesca gara della stagione regolare vinta in casa ai rigori dalle catanesi e che dimostra, se ce ne fosse bisogno, la difficoltà della sfida. Ecco perché ci sarà bisogno anche del pubblico delle grandi occasioni. Oggi alle 19 alla piscina di Nesima per gara 1. Gara 2 si giocherà lunedì 15 giugno alle 19:30 a Rapallo. Eventuale gara 3 si disputerebbe sabato 20 giugno alle 19 ancora a Catania. La squadra, guidata da Tania Di Mario e da Martina Miceli, sa come si vince, l'ha già dimostrato, ma è sbagliato pensare che l'Orizzonte debba trionfare per forza, che sia scontato. Ogni traguardo di questa società, diventata simbolo dello sport mondiale, è stato conquistato con il cuore, la qualità e la capacità di lottare. Quello che dovranno fare le etnee per raggiungere lo scudetto, a cominciare dal tardo pomeriggio di oggi a Nesima. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per altre notizie alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.